Ma si sente, ma si sente. Ciao Sebastian! Ciao Sebastian! Oh Mamadou! Siamo live dal Santissima Trinità di Pasanò, siamo nel borgo delle Madonie, è la finale della Coppa Italia di promozione siciliana, vittoria San Vito Lo Capo. Atmosfera incandescente con un esodo dei tifosi della Vittoria arrivati fin qui nella provincia di Palermo. Avete visto un po' cosa hanno combinato lanciando i rotoli di carta piccoli, quelli che si usano per gli scontrini al supermercato, per creare un'atmosfera alla sudamericana, con una vittoria nettamente favorito. E ha trionfato nel girone B di promozione siciliana da imbattuto, affronta un San Vito Lo Capo che è arrivato qui da sfidante
ed è salito in eccellenza da sfidante, dato che il Vittoria appunto ha vinto il campionato e quindi anche il San Vito giocherà il prossimo anno nel campionato di eccellenza. Voto di squadra da entrambe le parti, vittoria in maglia bianco-rossa 4-3-2-1 per Danilo Ruffini, Cirni Iaru in porta, da destra verso sinistra Ardes, Sperrazza, Pentinato e Diop, a centrocampo Barbieri e De Vivo, D'Agosta e Morra, dietro l'unica punta Cannarozzi, in panchina a disposizione Romano per la porta, poi Ventura, Dio, Mititelu, Russo, Floridia, Miorisi e Battaglia. Risponde il San Vito Capo in tenuta giallo-blu, la tenuta da trasferta, il 4-3-3 di Giovanni Comito, lo Iacono in porta, Gammicchia di Benedetto, Cor e Graziano in difesa, Mustaccia di Giorgio e Bulades a centrocampo, Cannavò, Pirrotta e Rosone a comporre il tridente d'attacco. A disposizione soltanto 4 uomini, il portiere di riserva di oggi, Avignone, e poi Miraglia, Lucido e Cardella. L'ultima ora si è fatto male comunque e risultato indisponibile Rosselli, oltre alle 4 squalifiche pesanti per Comito, quelle di Barbara Cicala, Ramaglio e Portoni. L'arbitro della partita è Ruggero Alessi dalla sezione di Palermo, assistito da Gabriel Battista Castelletti di Caltanissetta e Marco Garofalo, anche lui della sezione di Palermo. Tutti comodi, è iniziata la finale della Coppa di Promozione Siciliana tra Vittoria e San Vito Lo Capo, con il primo pallone fatto girare dalla squadra trapanese, che arriva qui dopo aver superato settimana scorsa il San Giorgio Piana ai calci di rigore. Un trionfo non soltanto per l'accesso a questa finale, ma anche per il salto in eccellenza per la prima volta nella sua storia. Il Vittoria invece torna a giocare una partita ufficiale dopo quasi un mese, infatti la doppia vittoria contro la Valdinisi in semifinale è datata fine aprile. Il San Vito ha avuto più continuità, dato che ha disputato i playoff del girone A di promozione, ma è stato eliminato in finale contro la Parmonval. La vittoria per 1-0. Subito animi accesi alla Santissima Trinità di Fasanò, che nel giro di poco tempo ospita la seconda finale di una Coppa regionale, ha ospitato la finale della Coppa Trinacria, il match in cui si sono affrontate Fada e Calat Caltagirone, con la vittoria dei catalini per 5-0. Questa finale, quella tra Vittoria e San Vito, si doveva giocare alla Luigi Failla di Castelbuono, ma a un giorno dalla disputa della partita c'è stato il cambio campo e allora slittamento qui comunque nella Borgo delle Madonie a Fasanò, frazione di Petralia Soprana. Ti dicono che l'attacco è alle 18, come mai? Rimessa laterale lunga per il Vittoria, colpo di testa in difesa nel cercare di allontanare il pallone da parte del San Vito, altro corso in mezzo, colpo di testa lieve, c'è la presa da parte di Iacono. Primo tentativo, seppur leggero, verso la porta dei trapanesi, che cercheranno di combattere questo Vittoria, che non presenta nessuna assenza, tutti disponibili per l'ultimo impegno stagionale, con l'obiettivo di fare il double, ovvero la conquista sia del campionato, e già di cosa fatta ormai da un bel po', la vittoria di questa Coppa, quella di promozione siciliana, la Coppa di categoria. L'intervento di Cor, c'è però la deviazione che fa arrivare il pallone in aria, allontanato ancora una volta di testa dalla difesa delle San Vito. Si accentra De Vigo, il pallone in largo, finisce sul fondo, però c'è stata una deviazione e allora calcio d'angolo per il Vittoria.
schema. Parte il pallone in mezzo, primo palo allontanato di testa da Mustaccia, cerca di riprendersi il San Vito, poi il tiro dalla distanza di Pettinato, anche questo fuori. Sguardo attento quello di Danilo Ruffini in panchina nella Vittoria, lui che ci ha giocato pure da calciatore con questa maglia quando il Vittoria giocava in Serie D nella stagione 2002-2003, che ha vestito anche la maglia del Cosenza in Serie D dal 1989 al 1992. Oggi sogna questo double, così come gli è successo al San Severo in Puglia nel 2012. Altro pallone buttato sul fondo, l'ennesima rimessa nel giro di poco per lo Diacono. Un San Vito veramente rimaneggiato oggi, dato che Barbara e Cicala erano diffidati contro il San Giorgio, si sono andati a prendere il cartellino giallo, mentre sono stati espulsi Ramaglio e Forconi dopo essere stati sostituiti. Serufini attento, Comito già ha dato le proprie grida ai suoi con le indicazioni. Perché l'ultimo trofeo lo ha vinto nel 2017, ma si trattava di un campionato, quello di prima categoria, con il Ganzi sempre da queste parti, quindi Cor oggi fa il difensore, praticamente al San Vito manca 3/4 della difesa titolare, soltanto Di Benedetto si è salvato dalle decisioni del giudice sportivo. Nel lancio lungo di Pettinato, l'aggancio provato sulla 3/4, niente da fare, nessun fallo ed è definitivo Pettinato a proteggere l'attacco da parte di Cannavò. Ancora Cannavò, Pettinato mette fuori, rimessa per il San Vito il capo. Settimo minuto, squadre che un po' si studiano, anche se il Vittoria ha già tentato il tiro verso la porta. Graziano, Mustaccia, Graziano ancora dietro per Di Benedetto, vicino al contrasto con Morra, il bomber bianco-rosso che sicuramente vorrà mettersi in mostra oggi in questa finale. Si prende qualche secondo in più Cirmigliaro, un lusso per la promozione, arrivato alla stagione in corso, una vera e propria sicurezza per il Vittoria. Rimessa al fondo per lo Diacono, quasi di sorpresa, corre ancora lo Diacono, nel lancio lungo verso la testa di Cannavò, si guarda intorno Pirrotta, cerca il passaggio Bulades, Pirrotta il tiro con il sinistro, bloccato Di Giorgio, la riprende lui, prova a girarsi Rosone, ancora Rosone, il passaggio verso l'interno, si stava inserendo Di Giorgio, Rosone è sempre lì, destro-sinistro, stava arrivando a Cannavò, un po' statico lì il San Vito nell'area di rigore del Vittoria. De Vivo contrastato, il fallo su di lui, chiede il cartellino giallo il centrocampista della Vittoria, con tutta la punizione. Dall'altro lato Diop, quasi ad arrivarci, era molto invitante questo pallone.
anche raccontare ciò che è successo prima della partita, dato che venerdì si è celebrata la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Anche quest'anno la Lega Nazionale Dilettanti ha aderito all'iniziativa, ha invitato i due capitani delle due squadre, da un lato il capitano della Vittoria Fabio D'Agosta e quello del San Vitolo Capo Romito Bulades, a dare un bacio al pallone, perché l'amore del pallone va contro ogni forma di omofobia. Di Giorgio Cammicchia all'interno del campo da Cannavò, comunque rimessa laterale per il San Vitolo Capo. Pallone recuperato però dal Vittoria, non c'è l'aggancio perfetto da parte di De Vivo, e allora Rosone l'ha vinta questa coppa con la maglia della Super Giovane Castelbuono, ma si fa fermare da Ardes. Pallone ributtato in avanti verso la corsa di Cannarozzi, il contrasto con Di Benedetto, pallone fuori. E rimessa per il Vittoria con De Vivo. In mezzo, colpo di testa e tentativo di rilancio di Graziano. C'è un'altra rimessa laterale. Rimessa lunga con De Vivo, doppio colpo di testa. Buona però, secondo palo, colpo di testa verso la porta, la parata di Loiacono e calcio d'angolo. Prima grande chance del match con Lezzo. Nuovo calcio d'angolo per la squadra di Ruffini. La battuta, colpo di testa trovato da Morra, ma sugli avversari, e allora riparte il San Vitolo Capo sotto la pioggia ad allargare da sinistra verso destra. Funziona il pallone in qualche modo di Giorgio, e allora sale Bulades, che però se la porta fuori. Pioggia incessante che è iniziata praticamente intorno alle ore 15:40 qui a Fasano. La mattinata non è stato buono il clima nella zona nord della provincia di Palermo, anche nello stesso capoluogo ha piovuto, anche un po' di vento a deviare la pioggia stessa, però è un ingrediente in più questa finale, per rendere meno scontato l'esito in caso di parità, direttamente calci di rigore, quindi non ci saranno tempi supplementari. Eccola qui che cresce la pioggia. De Vivo, lancio lungo verso Cannarozzi. Nessun fallo secondo l'arbitro. Di Giorgio, Graziano, scambia le due. Apertura di Giorgio per Cor, che non è stato molto costante in stagione, vari problemi
hanno portato a saltare le partite. Però questa finale la sta giocando, sicuramente non se la dimenticherà. Esplosione, il pallone è però fuori, dato che c'è un giocatore a terra. Si rialza Alessio Cannavò, Comito parla con Di Benedetto e il suo staff. Subito Acqua per qualche giocatore del San Vito Lo Capo. Ardes riconsegna il pallone a Loiacono, piove tantissimo. Cannarozzi allarga per Morra, il cross pass in mezzo, la presa da parte di Loiacono. Il rinvio dal fondo del portiere del San Vito Lo Capo, squadra che ha tentato anche l'anno scorso di salire in eccellenza tramite i playoff. Il sogno però si è infranto nella finale playoff contro l'Accademia Trapani, persa ai tempi supplementari. Sul fallo di Morra su Loiacono, adesso c'è il fischio dell'arbitro con il portiere del San Vito che è rimasto giù. Tra le voci dello stadio circola anche qualche lamentela da parte dei tifosi della Vittoria, che non sono abituati a questo tipo di tribune all'interno del proprio Gianni Cosimo. Non è grandissima la tribuna della Santissima Trinità di Fasano, decisamente molto più grande quella del Cosimo, tant'è che la Vittoria ha fatto numeri record per il campionato di promozione come numero di spettatori. Cross in mezzo, colpo di testa, in fuori gioco però, c'è la bandierina alzata. Aveva segnato Cannarozzi. Nel frattempo arrivano i rotoli di carta all'interno del terreno di gioco. Ce n'è uno palesemente visibile, eccolo qui. Ne stava arrivando un secondo. Tutte queste cose di solito poi si traducono in multe. Essere Loiacono per contrastare Cannarozzi, la porta è vuota, pallone al limite, il tentativo con il colpo di testa di Garnicchia a liberare tutto. Ha rischiato tanto il San Vito Lo Capo e adesso prova ad andarsene Buladis. Si ritorna però da Cirnigliaro. È arrivato un secondo rotolo di carta in campo. Pirotta fermato. Ardes, pallone a De Vivo che si gira. Il passaggio filtrante per Morra a contrasto con Graziano. La prende Morra, la salva all'interno del campo. Ancora Morra, un po' trattenuto da Graziano. Assistente arbitrale
Gabriele Battista Castelletti segnala il fallo all'arbitro e allora calcio di punizione per il Vittoria. Così avevano esultato al gol di testa di Cannarozzi, poi immediatamente annullato. La battuta De Vivo. Uno degli elementi di esperienza di questa squadra, classe 94. Barriera 2 per il San Vito. Parte la mancino di De Vivo, secondo palo, colpo di testa! Il Vittoria e il vantaggio, ma anche questa volta viene annullato il gol dell'1-0. Il colpo di testa di Fabio D'Agosta, il capitano, che si era insaccato alle spalle di Loiacono, che anche in questo caso può tirare un sospiro grandissimo di sollievo. Parlano Cannarozzi e Di Benedetto. Il secondo gol annullato alla Vittoria. È entrato però un Fumogene in campo. Lo va ad allontanare De Vivo. Cose abbastanza evitabili, ormai note nel mondo del calcio. Proprio D'Agosta a invitare i tifosi a smetterla sia di tirare in campo rotoli di carta che a gettare fumogeni. Partita momentaneamente sospesa. Infatti i due assistenti arbitrali raggiungono il cerchio di centrocampo. Si attende la normalità, perché li vedete i due rotoli di carta a terra. Ancora De Vivo dà una mano nell'allontanarli. All'ingresso delle due squadre in campo c'è stato il delirio sotto questo punto di vista, tant'è che la carta a bordo campo ce n'è abbastanza. Una sorta di riunione, quella che si sta svolgendo sul cerchio di centrocampo. Anche l'allenatore della Vittoria, Danilo Ruffini, dice basta, se no non possiamo andare avanti. Arriva anche una delegazione di calciatori. C'è anche lo stesso Pirrotta che dice basta. Indicazioni per correre, squadre nuovamente schierate ma in maniera normale. Allora si può riprendere dopo questa piccola sospensione. Ed è tornata anche la pioggia, quella seria. Graziano allontana l'intervento di Morra. Cannarozzi, c'è il contrasto regolare di Mustaccia. Rimane
Matera, Cannarozzi, stop a seguire, allungamento di Cannavò, sale in fascia Buladic, il duello con Bettinato, cross in mezzo verso Pirrotto, il pallone scorre, Ardes, contrasto con Rosone, Ardes spazia, la va a riprendere Di Giorgio, in mezzo a due Barbieri, ci mette il piede a spazzarla, Cammicchia, nuovo cross per il San Vito Lo Capo, oltre la traversa, non era male. Comunque il San Vito si è proposto. Sorpassata la metà del primo tempo, anche se il recupero sarà abbastanza largo. Data la piccola sospensione della partita a causa del materiale gettato in campo da parte dei tifosi del Vittoria. Corre Gammicchia verso il centro del campo, Mustaccia se la allunga un po' di troppo, poi Barbieri chiude quasi in fallo laterale, ancora Cor, il tocco di Leggio, rimessa stavolta per il San Vito Lo Capo. Squadra che ha una storia veramente giovane, assieme a questa gestione societaria si è trovata in prima categoria perché nel comune noto per le sue spiagge di San Vito Lo Capo hanno fatto il campo in erba sintetica, e allora la squadra di calcio ha avuto modo di partire direttamente dalla prima categoria. Questo è il punto più alto della sua storia, con questa finale di Coppa Promozione. Il punto ancora più alto sarà l'anno prossimo con il debutto nel campionato di eccellenza. Una realtà piccola che non ha niente a che vedere con la storia del Vittoria, che ha trascorsi anche in Serie C2, in Serie D. L'attuale gestione punta a disputare categorie di un tempo. De Vivo, cross in mezzo, colpo di testa che arriva lento in porta, il gol del Vittoria, adesso arriva con Morra, chi se non lui a sbloccare questa finale, 1-0. Dopo due tentativi in cui il gol è stato annullato, Morra ci ha messo la testa, anche lui, per fare 1-0. Gli abbracci per Morra, che segna il suo ennesimo gol di questa stagione. Il gol di Vito Morra
a sbloccare la finale della Coppa di Promozione Siciliana, nonostante un San Vito che ci ha provato. Non c'è stato però un vero e proprio tiro in porta. Vittoria ha avuto 2 gol annullati al terzo tentativo, annullando il detto non c'è 2 senza 3. È arrivato il gol regolare da parte di Morra. Adesso la partita si può mettere decisamente in discesa. Ardes, il pallone morbido sul primo palo, Cannarozzi non la prende. Silo Iacono che la rimanda in avanti. Si continua a giocare nonostante i contrasti in mezzo al campo. E rimessa per il San Vito. Di Giorgio a terra, tutto regolare. Allora D'Agosta, stavolta sì che c'è il fallo. D'Agosta prova il crosspass, pallone che termina fuori. Un grande colpo di mercato quello di Vito Morra nella scorsa estate per il Vittoria. Che è nato a Cerignola, quindi una situazione che non ha niente a che vedere con la Sicilia, ma in questi campionati ha fatto la differenza. Tanti gol da parte sua, importanti. Il campionato ne ha fatti 20. Doppia cifra raggiunta invece per quanto riguarda quelli all'interno di questa Coppa di Promozione. Tra l'altro è anche il capocannoniere, quindi un primato veramente assoluto per Vito Morra. Ardes, Leggio non la controlla benissimo, e allora recupera il San Vito con Cannavò, calcio largo. Guadagna però una deviazione l'ex Accademia Trapani, e allora angolo. Parte la traiettoria col mancino, colpo di testa di Rosone, finisce fuori di poco. Eccola qui la prima grande chance per il San Vito Lo Capo con Salvo Rosone.
rimasta a terra però Cirnigliaro. Assistenza per il portiere del Vittoria. Grazie all'intervento dello staff medico. Come detto, lui è arrivato a stagione in corso. Ha giocato la prima parte a Lentini con la maglia della Leonzio in eccellenza. Cresciuto nella primavera del Catania, anche una presenza in Serie D con la maglia del Marsala. Parliamo della stagione 2010-2011. I tifosi del Belpasso lo ricordano particolarmente. Con quella maglia ha disputato 3 campionati di promozione e uno di prima categoria. È rimasto nonostante quella retrocessione che è arrivata nel 2014. Doppio rimpallo, arriva nella zona di Ardes. Scavalcato di Benedetto, Morra non passa con il recupero di Cor. Sottofondo forse potete sentire un po' la voce finita del capultra del Vittoria. Tribuna coperta piena, quella del Santissima Trinità di Fasano. Un vero spot per il calcio dilettantistico siciliano e non solo. Corre, dribbling, allora, troppo lungo per Gammicchia. Rimessa Vittoria che se la prende con più calma. Ardes verso la profondità di Morra, stava calciando quasi al volo da lì, Di Benedetto mette fuori. De Vivo alla rimessa lunga. Il pallone in mezzo, Cor sul primo palo, voleva mandarla via, ma ha trovato una deviazione, dunque rimessa dal fondo per il San Vito Lo Capo. Non scende più la pioggia, è spuntato un po' di sole, campo bagnatissimo, con il pallone molto scorrevole ormai. Pirrotta, sponda, rimpallo che cerca di vincere Rosone, la riprende Di Giorgio, gira tutto ma non trova Buladis. Allora può correre il Vittoria. Morra prima di lui Cor, anche con il fisico. Il diacono su Mustaccia. Di Giorgio. Gammicchia. Rosone perde quasi l'equilibrio. San Vito Lo Capo che si è ritrovato diverse volte a perdere palloni del genere, avere buoni questo tipo di controlli.
Mostaccia di testa per un'altra rimessa laterale in favore della Vittoria. Diop più lungo, controllo cercato da Canarozzi, occhio a Morra che si gira, il mancino voluto da parte su, poi il tiro di De Vivo, un passo dal 2-0. Molto interessante quel tiro al volo, finito fuori di poco. Pettinato, l'alza di prima, il tocco di Diop tutto regolare, e allora Cor che però assieme a Gammicchia mette il pallone fuori. Ha ricevuto il colpo il capitano della Vittoria Fabio D'Agosta. Il Pocio, idolo dei tifosi della Vittoria, questa maglia anche l'anno scorso, idolo perché questa maglia ci ha giocato anche in seconda categoria nella stagione 2006-2007. Lanciato Pirrotta, la tocca lui con il petto, colpo di testa fuori però, allora rimessa laterale con Ardes, il passaggio Morra, Cor contro Cannarozzi, la riprende Graziano, lancio profondo, il pallone sempre bianco-rosso. Diop, giocata, passa dopo due avversari. Si va a prendere anche il calcio di punizione più ammonizione per Di Giorgio, primo giallo del match. Può andare con il calcio di punizione affidato a Pettinato. Bulades riprende il San con Gambicchia, gli dice di mandarla in profondità. Pettinato prima di Pirrotta, la rimessa per i trapanesi. Oggi allo stadio anche tanti bambini, soprattutto con la maglia del Vittoria addosso, con il proprio cognome dietro. Invece sono veramente pochi i sostenitori arrivati dalla provincia di Trapani, da San Vitolo Capo, nonostante la vicinanza maggiore al Borgo delle Madonie. Tanti chilometri invece per i tantissimi tifosi della Vittoria. Però per domeniche così queste cose si fanno. Ardes di testa, finta di De Vivo, il lancio lungo dall'altro lato d'Agosta. Stava prendendo anche in un modo strano, quasi con le mani, non la può controllare.
stava vincendo il rimpallo. Ardes non perfetto, si pensa però De Vivo a ricominciare. Pettinato di testa Cor, la mette giù Rosone, giù ci finisce anche lui, è tutto regolare per Alessi. E allora Diop, cross basso, pallone che scorre, Cannarozzi rovesciata, non sicuramente da ricordare. Rilancio di Lojakono, siamo dentro il tempo di recupero, ricordiamo che la partita è stata sospesa per 5 minuti circa, sono 3 minuti di recupero. Partita momentaneamente sospesa per lancio di rotoli di carta e fumogeni in campo da parte dei tifosi del Vittoria. Graziano di testa Barbieri, mettere in fallo laterale. Mustaccia vuole ricominciare da capo, Lojakono corre, ancora per Lojakono, rinvio però fuori, impreciso, e sotto pressione. E il pallone dall'altro lato è arrivato da Danilo Ruffini in persona. È tornato a Vittoria lui 20 anni dopo, l'ultima volta da calciatore, nella scorsa estate. C'è molta anche fratellanza calcistica nei cori del Vittoria, dato che si rimarca il gemellaggio con l'Igea, squadra che ha disputato quest'anno il girone I di Serie D e che si è salvata. Ci prova il San Vitolo Capo. Corra contro Cannarozzi. Sola, altro passaggio verso Lojakono. Un po' di energie sono state conservate, questo c'è da dire. La prestanza fisica del San Vitolo Capo, anche in vista del secondo tempo, per colpire potenzialmente e andare di sorpresa sugli avversari. Diop, controllo ok, però il pallone è uscito. Scaduti i 3 di recupero. E infatti l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, finisce il primo tempo, Vittoria avanti sul San Vitolo Capo 1-0 in questa finale della Coppa Italia di Promozione Siciliana. Sta decidendo il gol, il colpo di testa di Vito Morra al 28esimo sotto una cornice di pubblico notevole, composta per gran parte dai tifosi della Vittoria, che si sono fatti notare subito. Noi ci prendiamo una pausa, poi di nuovo live dalla Santissima Trinità di Fasanò per la ripresa di Vittoria San Vito.
Queste partite non è facile e bello giocarlo perché in un play-out alla fine è un dentro-fuori, quindi insomma i ragazzi erano tesi, diciamo che è stata la vittoria del gruppo, dei sacrifici fatti da parte dello staff e dei ragazzi. Siamo strafelici perché se lo meritano veramente. Tra tante difficoltà, anzi tutto l'anno cambi di allenatore, campo in pessime condizioni, infatti la dice lunga sul fatto che non vincevamo qua da 5 mesi. Non c'è cosa più bella che abbiamo vinto oggi in un play-out. Il calcio di rigore era netto, io ero a 20 metri, Steruzza ha superato il diretto avversario, l'ha buttato a terra, l'ha steso, quindi era rigore netto. Al di là di questo la squadra veramente è stata concentrata per tutti i 100 minuti, ha dato l'anima sotto 25 gradi, quindi insomma salvezza meritatissima. Abbiamo trasmesso tutta la serenità possibile perché insomma arrivare in una partita del genere tesi ovviamente non giovava, quindi insomma abbiamo vissuto in maniera molto serena, consapevoli dei nostri mezzi e di quello che potevamo dare. Alla fine veramente abbiamo dato tutto, l'anima, i ragazzi hanno dato l'anima, questa è la vittoria del gruppo, io sono contento per loro, sono contentissimo al di là dei sacrifici di tutti noi, miei, della dirigenza, ma strafelici per questo gruppo. Con la dirigenza c'è un rapporto di stima e di fiducia reciproco. Sicuramente penso che non ci saranno delle difficoltà in merito a questo concetto. Per me è stata una grandissima esperienza, 3 mesi diciamo, sulla panchina del Casteldaccia, subentrato anche ad un carissimo amico come Marco Minè. Quindi insomma sono strafelice a livello personale per quello che ho dato e sicuramente i ragazzi mi hanno dato anche tantissimo facendomi crescere in alcune circostanze, quindi insomma è la vittoria di tutti, come ripeto, è la vittoria di tutti. Questa è una partita, ci sarà una partita dentro fuori, sono sempre partite che uno sente durante la settimana, però eravamo consapevoli di averle preparate al meglio e poi sì, il rigore l'ho procurato e l'ho trasformato. Si trattano episodi che poi decidono la partita. E praticamente io ho anticipato la corsa dell'avversario, mi sono messo davanti, poi lui diciamo un po' no, ingenuamente, però sono frangenti, si è messo davanti, mi ha buttato a terra, era netto il rigore. Il mister ha detto poc'anzi, l'abbiamo preparata ed eravamo consapevoli di averla preparata al meglio. Intanto ci ha detto, mi ha colpito una frase che ci ha detto prima di entrare in campo, ha detto ragazzi mi raccomando divertitevi e questo è quello di importante e poi il resto viene da sé. L'abbiamo preparata al miglior dei modi, eravamo quasi convinti di vincerla, eravamo partiti con altre ambizioni e poi il calcio è così, sono annate, non è stata la migliore dei modi, però fortunatamente l'abbiamo conclusa al miglior modo possibile. Quando ero a Sant'Agata avevo appena 19 anni, stavo lì, ero diciamo, un ragazzino, adesso sono molto più maturo sia in campo che fuori. Quest'anno, dopo una settimana, pensavo di essere qua già da 2 anni praticamente, il gruppo mi ha accolto il miglior dei modi, la società è sanissima, tengo a precisarlo. A livello personale sinceramente mi aspettavo un po' di più, volevo raggiungere la doppia cifra e soprattutto salvarci molto prima che con un play-out, però tutto sommato ha fatto 7 gol, la reputo positiva. Non siamo una squadra che in casa facciamo chissà quali risultati perché l'ultima partita vinta in casa era del 17 dicembre, quindi vedi tu, erano 5 mesi che non vincevamo qui dentro, quindi, però i ragazzi hanno lavorato bene in settimana, l'hanno approcciata bene sin dall'inizio e quindi lo sfogo è perché è stata una stagione veramente assurda, eravamo partiti con un'altra idea, ci siamo ritrovati all'opposto e ora stanno venendo, mi hanno pagato tutto. Grande direttore, grande, sei grandissimo, grande! E quindi lo sfogo è per questo, perché diciamo la stagione è stata altalenante e quindi diciamo è meritata, per come è arrivata è meritata, non ce l'aspettavamo, no. Inizio anno no, poi c'è stato un momento della giornata, della stagione in cui io pensavo di scendere direttamente, dico la verità. Poi siamo riusciti a... Il numero uno. Poi siamo riusciti con la cura restivo a fare 10 punti in 4 partite e lì abbiamo creduto di potercela fare, però poi insomma giocarci il play-out in casa
era diciamo, la conclusione perfetta per terminare la stagione in maniera positiva. Rivedrò grazie a voi le immagini, dalla panchina sembrava di sì, tipo diciamo, un'ancata su Giovanni mentre entrava diciamo, in area. Dal vivo mi è sembrato di sì, poi devo rivedere le immagini, le rivedrò. Spero che c'era, non c'era, alla fine l'ha dato e va bene così per noi. Io non so se sarò, dico poi Sportisti sarà protagonista penso in settimana di qualche cosa di più particolare, però se io potessi decidere il prossimo anno direi di sì, però non so se lo farò. Ecco. O mi devo sedere col presidente, quindi non so se lo sarò, però penso che bisogna continuare a fare un po' diciamo, di gruppo, di famiglia come abbiamo fatto sempre e avere magari un po' più di fortuna e prendere qualche giocatore un po' più di categoria, magari solo questo, diciamo. Non lo so, il futuro ormai io non lo posso dire in questo momento. Ecco. Il sindaco ha già fatto approvare un progetto equivalente a 5 milioni di euro, lo so anche perché io lo collaboro con il sindaco, e cominciando dagli spalti, dagli spogliatoi, dalle torri faro, ed entro il 2026 devono per forza di cose terminare i lavori, compreso il sintetico. Quindi siamo al 2024, massimo 2 anni e qua sarà tutto diciamo, rivoluzionato.
iniziato il secondo tempo di vittoria San Vitolo Capo alla finale della Coppa Italia di promozione siciliana. 1-0 il parziale con il gol segnato da Morra al 28esimo. Un primo tempo quasi totalmente dominato dalla vittoria, anche se tantissime occasioni non ce ne sono state. Ci sono stati 2 gol annullati per il vittoria, poi al terzo tentativo sempre allo stesso modo, cross in mezzo e colpo di testa. Morra ha fatto sì che il risultato cambiasse dallo 0-0 all'1-0. Facciamo un recap delle due formazioni, nessun cambio nell'intervallo, vittoria in maglia biancorossa, 4-3-2-1 per Danilo Ruffini, Cirnigliaro in porta, Ardes, Sferrazza, Pettinato e Diop in difesa, Leggio, Barbieri e De Vivo a centrocampo, D'Agosta e Morra alle spalle dell'unica punta Cannarozzi. San Vito che risponde in tenuta giallo-blu, Iacono in porta, Gammicchia di Benedetto, Cor e Graziano in difesa, Mustaccio di Giorgio e Bulades a centrocampo, Cannavò, Pirrotta e Rosone in attacco. L'arbitro è Ruggero Alessi della sezione di Palermo, assistito da Gabriel Battista Castelletti di Caltanissetta e Marco Garofalo, anche lui della sezione di Palermo. Si è un po' calmato il clima qui a Pasanò, alla Santissima Trinità. Siamo in una frazione di Petralia Soprana, nel borgo delle Madonie. C'è stata pioggia prima, qui adesso il tiro di Cannavò, parato da Cirnigliaro. Cannavò ci ha provato anche nel primo tempo, ma la sua conclusione è terminata sul fondo. Un primo tempo anche che si è interrotto per 5 minuti, perché i tifosi del Vittoria hanno gettato in campo dei rotoli di carta e un fumogeno. Questo tipo di materiali ha indotto l'arbitro a interrompere la partita. Attenzione alla posizione di Leggio, però irregolare. Si è trovato davanti lo Iacono, il numero 8 del Vittoria. E allora tutto fermo. Per quanto riguarda invece le due panchine, Vittoria che ha a disposizione Romano per la porta, poi Ventura, Dio, Mititelo, Russo, Floridia, Migliorisi e Battaglia. San Vitolo Capo invece con soltanto 4 riserve è arrivato oggi qui a Pasanò in 15 uomini. C'è Avignone in panchina per la porta, poi Miraglia, Lucido e Cardella. Questo perché ci sono 4 titolari squalificati, ovvero Barbara, Cicala, Ramaio e Forconi. Assenti anche Rosselli, lui che inizialmente era stato convocato per questa partita, ha dovuto dare forfait, non siede neanche in panchina. Ricordiamo che entrambe le squadre sono già in eccellenza, dato che la vittoria di questa Coppa consegna il pass per la categoria superiore, in questo caso appunto l'eccellenza, la massima categoria regionale. Il Vittoria ha vinto, o meglio ha stravinto, il girone D di promozione. Il San Vito invece ha ottenuto l'accesso da sfidante della finalista già salita in eccellenza. Qui un altro rotolo di carta, quasi a intercettare i movimenti di Fabio D'Agosta. Morra finisce a terra, l'arbitro dà il calcio di punizione e anche il cartellino giallo a Gammicchia, il secondo ammonito nel corso della partita. Il primo è stato Di Giorgio, sempre tra le file del San Vitolo Capo. Comito sta preparando un cambio, quello più prevedibile, ovvero l'ingresso di Cardella. Quasi pronto ad entrare. Ma prima c'è un calcio di punizione per il Vittoria sulla tre quarti. Con il destro D'Agosta, il mancino potrebbe
andare De Vivo. Barriera a 5 per il San Vito. Partita Costa oltre la traversa. Il tentativo del capitano. Si va con il cambio, il primo della partita, entra Cardella nel San Vito Lo Capo al posto di Gammicchia. Sostituzione abbastanza offensiva, 5 per Gammicchia. Cardella si posiziona a sinistra e adesso riceve il primo pallone. Che l'anno scorso, come tanti altri, l'ha vinta questa coppa con la maglia del Castelbuono. La finale dell'anno scorso si giocò al Vincenzo Barone di Modica, la vittoria della super giovane per 5-3 dopo i calci di rigore contro l'FCM Mister Bianco. Oggi FC Mister Bianco. Rosone, passaggio rasoterra per Cannavò, si ritorna dietro da Cirrigliaro. Morra, Sombrero può andare avanti, c'è Ardes in caso a destra, invece dato all'impegno Luigi Barbieri, anche lui come Cirrigliaro arrivato a stagione in corso dal Mazzara, ha giocato dunque nel girone A di eccellenza. Doveva partire però la stagione con la maglia del Geraci, sempre in quel campionato. Invece è stata l'opzione Mazzara e adesso vittoria, squadra che sale con Morra in piena area di rigore, cade con leggerezza, nessun fallo secondo l'arbitro. Si fanno risentire i tifosi del Vittoria, che hanno praticamente dominato per la maggior parte della capienza della tribuna coperta della Santissima Trinità di Fasano, stadio protagonista delle partite delle Petralie Soprana, squadra che quest'anno ha subito la retrocessione in seconda categoria dopo lo spareggio retrocessione contro il Camporeale a Carini. Un gol subito negli ultimi 10 minuti dei tempi regolamentari, ha salvato il Camporeale, ha mandato giù il Soprona in seconda. Subito da D'Agosta, il calcio di punizione. De Vivo a battere. Soltanto Cardella in barriera, parte il mancino di De Vivo verso la porta, quasi ad incannare lo diacono. Rimessa dal fondo. Cannavò, c'è anche Pirrotta,
in due quasi sulla stessa mattonella, non si intendono, e allora Possosso che ritorna da pettinato, uno che con la promozione non c'entra proprio niente. Scambi da parte del San Vito, stava arrivando Rosone, ennesimo recupero dei biancorossi, e allora D'Agosta, lancio verso Morra, c'è Cor che si va a prendere il calcio di punizione tra i migliori del San Vito. Abubakar Cor, la punizione affidata allo Iacono. Pirrotta la prende lui, Diop lamenta un colpo con la mano, poi tiro alto di Alessio Cannavò. Lui l'eccellenza assaporata quest'anno con la maglia dell'Accademia Trapani, dopo averla conquistata l'anno scorso ai playoff proprio contro il San Vito Lo Capo. In inverno è tornato a vestire questa maglia. Di Benedetto dietro per lo Iacono. Corre. Giorgio gira palla il San Vito Lo Capo. Nel lancio lungo di Bulades, colpo di testa di Rosone, non vede la porta. L'arbitro dice qualcosa a Cirnigliaro, probabilmente per evitare possibili perdite di tempo, dato il vantaggio della vittoria. Pallone tenuto da Cannarozzi, centrale per lo Iacono. Lancio profondo, arriva Cirnigliaro. Ragazzi, riposiamo la voce, però le mani le possiamo battere tutti. Riposiamo la voce, però battiamo le mani. Mustaccia, Dai ragazzi, le cambi di gioco per Rosone. Occhio alla San Vito Lo Capo, Rosone si accentra, finta, destro non c'è, neanche il sinistro. Rosone scarica dietro, Di Giorgio prova a piazzarla, deviazione, il pallone scorre, lo prende Cirnigliaro entro la linea del lato corto dell'area di rigore. Una delle pochissime volte in cui il Vittoria ha concesso, pronto il secondo cambio per il San Vito, entrerà lucido
testa Cannavò, niente da fare. E allora ha pettinato Barbieri. L'aggancio provato da Cannarozzi. Ma recupera ancora Cannarozzi. Nessun fallo neanche su Rosone, che è caduto prima. Infatti si rialza. Rosone adesso parla con l'arbitro, dice qualcosa, si va con il cambio. Dentro Lucido. Esce Pirrotta, stremato. Applaudito anche i tifosi della Vittoria, Alessandro Pirrotta, lui che li ha invitati prima a non gettare il materiale dalla tribuna verso il campo per svolgere regolarmente la partita. Anche lui è stato a Castelbuono l'anno scorso. Cardella, passato da Aleggio, prova a vincere il contrasto, c'è anche il nuovo entrato Lucido, e allora Mustaccia, allora verso la profondità, non arriva a commettere fallo Buladis, c'è un fallo stavolta, fischiato dall'arbitro, con Buladis che va a chiedere spiegazioni. Partita la sciarpata dei tifosi del Vittoria. Di testa Cor, Barbieri, Diop, ancora Cor, ma indietro, ovvero per gli avversari. Adesso la alza, ennesimo colpo di testa, finisce fuori. Vuole un pallone migliore, accontentato. Di testa d'Agosta, avanza Cannarozzi contro lo Diacono, scivola sul più bello, non ha modo di calciare, chiede il calcio di rigore. Arbitro molto deciso sulla sua scelta di far proseguire il gioco. Barbieri anticipato, la prende Cannavò, si scontra con Pettinato, avanza ancora il San Vito, Bulades incrocia e trova l'angolino, Cirnigliaro impreparato sul primo palo e allora il San Vito lo capo, pareggia i conti con il capitano Romito Bulades, 1-1. Esultano i pochi tifosi arrivati dal Trapanese. Il gol di Bulades ha sorpreso Cirnigliaro, che ha più indirizzato verso il palo alla sua destra, non alla sua sinistra, lo ha lasciato scoperto. Bulades ha incrociato, ha fatto 1-1, a sorpresa il pareggio del San Vito.
Ricordiamo che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Opzione supplementaria esclusa, a prescindere allora il Vittoria potrebbe trasformarsi come nella primissima fase del primo tempo. La partita adesso diventa decisamente più interessante. Diop, lancio lungo, posizione regolare per De Vivo, evita Cor, cross in mezzo, colpo di testa di Cannarozzi, c'è stato anche il colpo con la schiena di Graziano, è tutto per lo Diacono. Rosone prova l'aggancio molto difficile, il pallone era altissimo. Cercato Morra, la chiusura di Benedetto. L'arbitro però deve fermare il gioco perché Di Benedetto è rimasto giù. Tutto ok per l'ex città di Castellaccia. La rimessa lunga in mezzo di testa, prova Sferrazza, non è ripreso dal San Vito ma riconsegnato a De Vivo, in mezzo a due si infila, calcio di punizione dal limite. In barriera, la battuta del solito De Vivo, movimenti in area, De Vivo in mezzo, sfiora la traversa. Cor di testa, la riprende il San Vito ma la scivolata di Leggio è importante per il recupero del pallone. Tacco di Morra, mette giù, contrasto con Cor, diventa qualcosa anche lucido, la riprende D'Agosta, Diop si inserisce fino in fondo, fallo su Sardella, c'è calcio di punizione dal limite. Cartellino giallo. Terzo giallo della partita. Prima di Giorgio, poi Gammicchia, adesso Cardella.
Vuole ritrovare il gol del vantaggio il Vittoria. Di nuovo barriera 5 per il San Vito Lo Capo. Anche se Bulades è più staccato adesso, si riattacca ai compagni. Parte Morra basso, il bagger, lo Iacono. Poi il tiro di Diop, non c'è fuori. Controbalzo De Vivo, corre a proteggere con Cannarozzi che riesce comunque a calciare, a metterci il piede, vede arrivare lo Iacono. Cannarozzi allarga per Morra, deve mettere dietro in due da soli, c'è il mancino violento di De Vivo che la mette a un tocco con la mano da parte di Mustaccia, mette in mezzo questo pallone, scorre fuori. Giustamente dopo il pareggio del San Vito, i tifosi del Vittoria sono fatti risentire come prima. Lucido, fermato da Barbieri in maniera regolare, la riprende però Cardella, punto su Di Giorgio, Mustaccia, Rosone, guarda in profondità, c'è Cannavò assieme a Bulades. Stava uscendo anche Cernigliaro e calcio d'angolo, nessun fallo da rigore su Romito Bulades, l'autore del gol del pareggio al 65esimo. Graziano dalla bandierina, esce Cernigliaro che allontana, la prende Lucido, il mancino fuori. Diop da controllare i rimbalzi questo pallone con D'Agosta che aumenta un colpo alla nuca, infatti l'arbitro fischia, ferma il gioco, prova ad incitare i suoi. Giovanni Comito dalla panchina del San Vito passeggia nervosamente, così come Danilo Ruffini. Corre, non è troppo lungo per Cardella. Il pallone è suo, scarica dietro per Di Giorgio,
ancora lucido Di Giorgio, cross in mezzo verso la testa di Cannavò, la riprende Rosone, viene area di rigore, piazza da fermo, bloccato. Rosone verso Bulades, il tocco di Ardes e poi l'acrobazia di Cannavò, ma c'è stato fallo di mano, chiede qualcosa all'arbitro, pettinato e calcio di punizione dal limite per il San Vito stavolta. Ma capite che stiamo soffrendo? Non capite che stiamo soffrendo? È la velocità, sai che sto? Dalla lunetta Alessio Cannavò, oppure Salvo Rosone, c'è anche Graziano. Barriera 5 anche per il Vittoria, fischia l'arbitro, parte il Manzino, mirato dalla barriera di Cannavò. Questi ultimi minuti serviranno anche per capire se sarà servito effettivamente contenere le energie da parte del San Vito, quelle non spese all'inizio del primo tempo. Fallo su Ardes, punizione già battuta, anzi no, si va con più calma con De Vivo. Intanto in due dietro la linea del pallone. Si può andare con il pallone lungo di De Vivo, arriva dall'altro lato Diop, mette giù, cross col mancino, secondo palo in due a voler staccare di testa però Barbieri e D'Agosta. Nuovo tentativo, altro cross, Cor risponde, Mustaccia riesce a stoppare e a servire Cannavò, anche in questo caso il San Vito se la porta fuori. Sorriso amaro per Cannavò. Anche il passaggio di Cannavò verso Rosone. La difesa biancorossa fa in tempo a rimediare. Morra allarga da De Vivo, evita Di Benedetto e non commette fallo. Tra l'altro il pallone si è fermato vicino alla bandierina senza essere uscito, ma si gioca un po' così, dato che De Vivo era rimasto giù.
Cernigliaro, sponda di Morra, anche la possibilità di Vivo, c'è il fallo sì di Benedetto. Il San Vito però se le cerca così. Antonella più centrale. Il giusto mix tra precisione e potenza, sempre il solito dilemma per i calci di punizione. Barriera 5 per il San Vito, ancora una volta, così come Morra alla battuta. Con il destro o De Vivo col mancino, indietro pettinato. De Vivo morbidissimo sulla barriera, si cerca il colpo con la mano che arriva, calcio di rigore per il Vittoria. Il Vittoria ha voluto proprio questo, conquistare in questo modo il calcio di rigore per potersi riportare sul 2-1. È incredulo Giovanni Comito. Il San Vito protesta in area di rigore. Se la ride amaramente Giovanni Comito. Occhio a ciò che succede in campo con i giocatori del San Vito che se la prendono. Allontanato De Vivo, così come Mustaccia. Cartellino giallo per De Vivo. A causa delle proteste di poco fa, allora il Vittoria ha la possibilità di riportarsi in vantaggio su calcio di rigore. A 4, poco meno, minuti dalla fine. Calcerà Morra, ovviamente. Morra contro lo Iacono. Morra la parata di Loiacono, poi Diop sbaglia da 2 passi, esulta la tifoseria del San Vito Lo Capo. Il Vittoria ha sbagliato il calcio di rigore, la parata di Mario Loiacono, si resta sull'1-1, incredibile. Poteva essere il modo per riportarsi in vantaggio, proprio come ha voluto il Vittoria, con quel colpo di mano sugli sviluppi di quel calcio di punizione. Morra da fuori, ancora lo Iacono che respinge. Questa finale si è accesa ancora di più.
po' demoralizzata la tifoseria del Vittoria. Incredibile, contro tutti i pronostici questo San Vito sta resistendo anche con il rigore parato dallo Iacono, che è il portiere di Coppa. Infatti in campionato para di solito Gioele Avignone. Cardella la manda avanti di testa, pettinato e calcio d'angolo. Battuta corta, Graziano, mancino in mezzo di testa, pettinato. Pallone per Cardella, pardon per Lucido, adesso Bulades. Calcio da fuori, Bulades, Cirnigliaro, la tocca, calcio d'angolo. Lo sguardo di Giovanni Comito. Le indicazioni di Danilo Ruffini. Calcio d'angolo per il San Vito, capo pallone in mezzo, deviazione! Il San Vito la rimontata! Ha segnato il San Vito lo capo ed è 2-1 al 90°. Tutti vanno ad abbracciare Romito Bulades ed è 2-1 clamoroso al Santissima Trinità di Fasano, 2-1 del San Vito lo capo. E così sugli sviluppi di calcio d'angolo ha segnato, però è arrivato un oggetto in campo, Bulades è a terra. Il gol del 2-1. Sembra essere tutto convalidato però. Bulades si è fatto male. Chiede spiegazioni Rosone, una gioia strozzata per ciò che è successo. Il gol di Rosone del 2-1. Si chiede intervento dalla panchina del San Vito lo capo con l'acqua per Romito Bulades. Gol sbagliato e gol subito è ciò che è successo poco fa con il calcio di rigore sbagliato da Morra e il gol sugli sviluppi di calcio d'angolo da parte di Rosone, che sta per consegnare la Coppa Italia di promozione siciliana al San Vito lo capo. Si è rialzato Bulades, applaudito dai propri tifosi. Colui che ha pareggiato i conti al 65°. Cambio nel San Vito, anche nel Vittoria. Nel Vittoria entra Dio, nel San Vito entra Miraglia.
esce Barbieri, entra Dio nel Vittoria, qualche secondo in più per il cambio del San Vito. Sembra uscire Bulades, il capitano, è colui che si è fatto male poco fa, anzi no, perché la sostituzione arriva dall'altro lato con l'uscita di Graziano e l'ingresso di Miraglia. Bulades deve restare fuori da regolamento perché è rimasto giù poco fa, e allora dentro Miraglia al posto di Graziano. San Vito che, a parte il portiere, esaurisce i cambi. Sta per accadere un vero e proprio miracolo sportivo. Il San Vito lo capo con 4 squalificati in 15 uomini contro il Vittoria, in rimonta dopo aver parato un rigore. Vedremo come andrà a finire. Siamo dentro il tempo di recupero da un bel po', esattamente al 5° minuto di recupero, ma si giocherà ancora per il tempo perso. È rimasto giù Cor, tra i migliori in campo. Si respira tanta delusione all'interno della tribuna del Trinità, dato che è stata praticamente dominata dai tifosi del Vittoria. Cor di testa, aveva risposto il numero 3 Dio. Si cerca di velocizzare tutto per la battuta di questa rimessa laterale. Parte il lancio lungo, prolungamento di Canarozzi, pallone che scorre fuori. Si può andare con il rinvio dal fondo per lo Iacono. Colpo di testa voluto da Morra, insegue il pallone lucido. C'è anche quello di Diop. Un paio di scontri verbali lì a bordo campo. Ancora di testa a Cor. Ne va via Mustaccia. San Vito tutto in difesa. C'è soltanto Bulades in avanti. Pettinato. Diop, scambiano i due, occhio al pallone a mezza altezza. Per quanto riguarda le distanze tra i compagni di squadra, Cor, lucido, spazza, pensa solo a questo, il San Vito in questo momento, per salvare questo 2-1. Un miracolo calcistico. In una partita da Davide contro Golia, da Spavoriti. Si gioca a ping pong con il Vittoria che propone un pallone lungo verso Morra, spalla alla porta, rovesciata in qualche modo. Un appoggio al pallone per lo Iacono. Ovviamente si prende tutti i secondi del caso il portiere del San Vito, assoluto protagonista in questo finale, con il rigore parato a Morra, il bomber del Vittoria. 9° minuto di recupero. Tifosi del Vittoria che
hanno i brividi per come sta andando a finire questa partita. Ed eccolo qui il triplice fischio ufficiale, il San Vito Lo Capo vince per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia di promozione siciliana al 90°, decisivo Totò Rosone, soprattutto decisivo lo Iacono a parare il rigore a Morra. 4 squalificati, 15 convocati, una partita vinta in rimonta con il Vittoria che aveva praticamente il match point con quel calcio di rigore sbagliato da Morra, parato dallo Iacono, che in seguito ha compiuto un'altra grande parata. Il San Vito ha segnato sugli sviluppi di calcio d'angolo con Rosone e ha vinto questa Coppa da assoluto sfavorito. Il Vittoria fallisce il double, obiettivo voluto dalla società biancorossa nella scorsa estate. Perde per la prima volta dopo la sconfitta sempre in Coppa agli ottavi di ritorno contro l'Avola, una partita giocata a novembre. Il San Vito si va a prendere questo trofeo probabilmente inaspettato e soprattutto se lo va a prendere Giovanni Comito dopo il campionato di prima categoria vinto a Gangi nel 2017. Può collezionare un altro trofeo nel suo palmarès. Abbracci in mezzo al campo pieni di emozioni forti, soprattutto allo Iacono, che arrivano adesso da Di Benedetto. Gli abbracci per questo gruppo che in parte già si conosce dall'anno scorso. Gli applausi dei tifosi del Vittoria per il Vittoria. Ci sono anche quelli di Alessandro Pirrotta. Che li ricorda con molto affetto. Pettinato, dona la maglia, la sua numero 6. Pirrotta non smette di ricordare il passato. Gli applausi anche da parte di Rosone. E intanto la coppa viene sistemata in mezzo al campo. I cellulari vengono aperti dopo 2 ore di sofferenza per fare le foto. Si comincia a cantare per quella che sarà una serata. Non si scorderà più. La coppa viene alzata dal San Vito, che così dunque può festeggiare questo salto in eccellenza con più senso, non soltanto da semplice finalista di una squadra che ha affrontato in finale una squadra appunto già salita per la vittoria del suo girone. San Vito Lo Capo che si iscrive così all'Albo d'Oro dopo la vittoria della super giovane Castelbuono dell'anno scorso a Modica. Quest'anno c'è quella del San Vito Lo Capo a Fasanò contro il Vittoria, contro soprattutto tutti i pronostici. Infatti c'è stata una colpa alzata in maniera molto informale. Di solito si aspetta il presidente della Lega Nazionale Dilettanti siciliana, per così dire, Sandro Morgana, però a certe cose non si può resistere. Per certi aspetti non si può aspettare. Il San Vito Lo Capo chiude nel migliore dei modi
una stagione storica, un gol che è arrivato in maniera inaspettata, quello di Rosone, le foto con la coppa. Adesso ci sarà la premiazione, premiati anche l'arbitro e i suoi assistenti, Ruggero Alessi di Palermo, assieme agli assistenti Gabriele Battista, Castelletti di Caltanissette e Marco Garofalo, anche lui di Palermo. Presente una delegazione dell'AIA dalla sezione di Palermo, che è arrivata qui a Fasano per assistere alla finale. Vittoria che San Vito Lo Capo dedica ai propri tifosi, nettamente in minoranza rispetto a quelli del Vittoria, che hanno fatto molti chilometri in più e che hanno riempito il settore principale dello stadio. Eppure il San Vito ha avuto la meglio per 2-1 al 90esimo. Prima grazie al rigore parato da Mario Loiacono a Vito Morra, che inizialmente aveva sbloccato questa partita, poi il gol di Rosone in mischia per il 2-1 definitivo. Regali, scambi, complimenti vari, foto di rito che rimarranno nella storia di questa domenica. E adesso le medaglie consegnate a Vittoria e San Vito Lo Capo. È il turno del Vittoria di Danilo Ruffini. Ma prima il discorso di Sandro Morgana, che purtroppo non potremo sentire perché non c'è un microfono a bordo campo. Un po' lo possiamo intuire però, perché di solito Morgana parla della sportività di questi pomeriggi importanti per le società dilettantistiche, rispetto per il prossimo, la sportività, l'agonismo che caratterizza partite del genere, che tutti vorrebbero giocare. Tal punto da considerare privilegiati un po' chi calca i campi da calcio. E adesso sì che siamo entrati nella fase della premiazione, con le targhette consegnate all'arbitro e i due assistenti arbitrali. È il turno di una nuova targa. Consueti gagliardetti, gli sguardi dei giocatori del Vittoria. C'è chi guarda giù dopo 90 minuti intensissimi, c'è chi guarda avanti pensando a tutto ciò che è successo. E poi vincitori, il San Vito Lo Capo. Che si gode questo momento. Il San Vito Lo Capo ha vinto la Coppa Italia di promozione siciliana 2-1. Alla corazzata vittoria, Romito Bulades la alza al cielo verso gli sguardi dei propri tifosi, il capitano
che è rimasto la scorsa estate, Salvo Rosone, che l'alza per la seconda volta consecutiva dopo la finale di Modica dell'anno scorso. Si rifà dunque la foto dopo quella dell'anno scorso, perché ogni momento è sempre diverso, soprattutto per chi non l'aveva vinta questa coppa, questo trofeo. Un gruppo di ragazzi che si è unito, ha fatto un grande campionato, un piazzamento in zona playoff, la sconfitta nella finale contro la Parmonval, un gol decisivo che è arrivato all'8° minuto del primo tempo. Foto anche per Alessandro Pirrotta. Addosso alla maglia della vittoria, che doveva giocare e ha giocato con questa maglia nella scorsa stagione. E diverse avventure per poi vincere con la maglia del San Vito questa coppa proprio contro il Vittoria. È tutto dal Santissima Trinità di Fasanò. Il San Vito Lo Capo, lo ribadiamo, ha vinto la Coppa Italia di promozione siciliana. Partono i cori, la diretta è finita, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.